Grazie Presidente. Allora io porto i saluti dell'UCSECI e della Direzione Generale, in modo particolare del suo generale, l'Avvocato Brazzale, e nella veste di Direttore dei Servizi Sociali della Funzione Territoriale mi veniva non solo da fare complimenti a coloro che hanno organizzato questo incontro, ma anche così, mi viene in mente di dire a voi quello che dico spesso ai miei collaboratori e ai miei dirigenti quando nelle occasioni informative parliamo di aspetti più comprensivi, più etici, più generali nell'organizzazione dei servizi, e cioè che tutto quello che noi facciamo, parlo nell'ambito pubblico in questo caso, come direttore appunto dell'ULSS, è in buona sostanza un mimare quello che una famiglia fa per un proprio membro fragile, a partire dagli elementi più semplici, più banali che possono essere considerati all'interno di una informazione legata ad un progetto preventivo, così via. Che altro non è, se vogliamo, se non quello che una famiglia fa quando prospetta la propria vita in un ambito di vita familiare, di vita dei propri membri, di vita economica, di vita relazionale e così via. E anche poi, se andiamo a vedere quello che quello che noi facciamo in ambito di un settore ambulatoriale, in tutto quello che noi organizziamo per quanto riguarda l'accoglienza delle persone nei nostri studi, altro non è se non una restituzione ad integrum di un membro di una famiglia, di un componente, perché possa essere autonomizzato all'interno della comunità familiare. E lo stesso per le attività svolte nell'ambito semiresidenziale o diurno, fino a quelle residenziali, che non sono altro se non la sostituzione di una famiglia quando la famiglia non è più in grado di poter contenere, sostenere, curare se stessa o curare un membro nel proprio seno, nel proprio interno. Dico questo perché mi è venuto in mente questo parlando con i colleghi che si sono occupati dell'organizzazione di questo incontro, perché credo che esempio, un paragone più calzante non potrebbe essere se non in questo settore, laddove la sofferenza del minore, la sofferenza del bambino è quella che ci fa risuonare in maniera più tragica, quella che porta a maggiori ferite, che ci fa pensare a situazioni dove il dolore è il sentimento ed è la presenza maggiore, scusate un secondo, dove il dolore è il sentimento maggiore e dove la sofferenza è la condizione più diffusa. Proprio in questo senso non è solo la situazione nell'ambito delle persone che trattiamo logicamente, però quando parliamo di un minore quello che ci risuona è la tragicità della situazione. E credo quindi che la nostra capacità, il nostro pensiero di poter essere una accogliente sostituzione familiare possa essere quello che ci conduce dal punto di vista etico, tutte le nostre capacità, specialità, tutte le nostre competenze professionali, sia che riguardino una particolare professione, l'assistente sociale, l'educatore, il pediatra, lo psicologo, sia quando esse riguardano la messa insieme, una valutazione multidimensionale, un percorso diagnostico, terapeutico, riabilitativo che possa essere logicamente condotto in maniera comune, che penso possa essere quello che alla fine dà i maggiori frutti. Una condizione questa che come retropensiero si avvicina e si combina a quello che è a quello di cui dobbiamo essere consapevoli, che è l'essere noi parte, una piccola parte, della esigibilità dei diritti del minore, laddove tutti voi conoscete sicuramente meglio di me le declinazioni dei diritti dei minori, la Carta dell'ONU e la capacità dei nostri apparati regionali e nazionali di tradurre con normative e con circolari la
possibilità di rendere effettivi i diritti. Ebbene, nella trilogia così grande dei diritti dell'ONU, io credo che la consapevolezza che la nostra attività professionale è quella che rende effettivamente esigiti e non soltanto, o esatti, e non soltanto dichiarati i diritti, ci possa portare ad un orgoglio professionale che tuttavia deve rimanerci come pensiero quando noi trattiamo le situazioni, anche quando le situazioni sono così contraddittorie, così pervase dal dolore che a volte non ci consente di vedere una soluzione immediata o che a volte non ci consente di vedere una luminosità diretta o sicura. E pur tuttavia noi sappiamo che siamo, pur essendo una parte importante per quanto riguarda l'organizzazione generale, per quanto riguarda l'etica sociale, pur sapendo che siamo a volte indispensabili per quanto riguarda il sollevare dalla sofferenza il minore o la sua famiglia, e dico indispensabili, e pur sapendo quanto la nostra capacità, la nostra strumentazione professionale ha bisogno di un continuo aggiornamento, di una continua revisione, pur sapendo tutto questo, abbiamo anche un altro pensiero che tuttavia ci bilancia e riguarda un po' la modestia che dobbiamo avere nella nostra mente, lo ricordo sempre, ripeto anche ai miei dirigenti. Noi sappiamo che i determinanti della salute hanno una percentuale che in America ancora meno, va dal 10 al 15%, in Europa, avendo ancora una forte welfare state, raggiunge anche il 20%, però non lo supera. Quindi tutto quello che noi organizziamo, un'ULSS come quella come la 16, come la LUS di Padova, 3.000 dipendenti, 50 psicologi, 300 medici di base, 50 pediatri, eccetera. Tutto quello che noi facciamo, quasi 1 miliardo di bilancio e così via, è una parte di quello che può essere considerato il raggiungimento di una salute globale della persona o della sua comunità più vicina, più prossima, che è la famiglia. È una parte, il 20%, è minima. E quindi noi dobbiamo renderci conto che quello che facciamo, per quanto importante sia, è una parte. È indispensabile? Sì che è indispensabile, perché senza di esso non potrebbe la persona soffrente e la sua famiglia non potrebbe raggiungere la pienezza, non raggiungerà mai, ma comunque non potrebbe raggiungere il massimo di quello che è raggiungibile per lui riguardo alla salute e al benessere. Però dobbiamo considerare che siamo una parte tuttavia che dà speranza a noi, che dà speranza alla persona che soffre, che dà speranza alla famiglia, che dà la speranza anche alla comunità intera. Senza di esse, senza di noi, credo che molto difficilmente lo sviluppo di una, non dico di una tranquillità, ma lo sviluppo di una maggiore consapevolezza, di una maggiore opportunità per quanto riguarda il minore, per quanto riguarda la sua famiglia, non potrebbe essere messo in ambito, non potrebbe essere messo in campo, non potrebbe essere sviluppato, non potrebbe essere considerato. Io mi riallaccio a quello che dicevano prima i presidenti dell'Ordine dei Scienziati Sociali e degli psicologi per quanto riguarda l'importanza di occasioni di questo tipo, dove educatori, scienziati sociali, psicologi, pediatri, avvocati, dove varie professioni possono condividere alcuni pensieri, alcune parole, alcuni costrutti mentali. Ne sono così convinto che anche nella nostra attività quotidiana, nell'ambito pubblico, qualsiasi progetto riguardo al minore attraversa delle unità valutative multidimensionali, multiprofessionali, senza i quali non è possibile per noi accettare, dal punto di vista direzionale, il percorso terapeutico, il percorso di vita della persona stessa. Quindi ringrazio chi ha organizzato, ringrazio le suore che ci accolgono in questa sala, molto interessante, molto bella e già sperimentata. Ringrazio i presidenti degli ordini che hanno voluto organizzare questo incontro, ringrazio in modo particolare ringrazio la Regione che è qui presente e che per me rimane sempre il mio superiore, al quale mi rivolgo sempre con molta deferenza e speranza delle attività e delle indicazioni. Ringrazio in modo particolare una cara amica del Consiglio dell'Ordine che non è solo
cara, non è solo amica d'antica data, ma anche è una persona la cui competenza, la cui validità professionale è riconosciuta da tutti coloro che la conoscono, ma per quanto mi riguarda anche riconosco anche una piacevolezza relazionale e una vicinanza e una comunanza di pensieri e di affetti che nella dinamica familiare sarebbe assumerebbe dei valori e dei pensieri molto, molto importanti, che è la dottoressa Negrizzolo, che mi pare sia il movens di questa organizzazione. Ringrazio tutti loro, mi scuso se faccio la persona maleducata, però non certo disinteressata, ma avrei dovuto aprire un altro convegno alla stessa ora, che adesso è già iniziato, ma per il quale devo assolutamente andare così, perlomeno a farmi vedere. Spero, anzi confido, farò di tutto per tornare in tarda mattinata e sono sicuro che tutti loro alla fine di questo incontro potranno dire di essere soddisfatti, di aver capito, di aver appreso e di aver provato dei sentimenti di piacevolezza che altrimenti non sarebbe stato possibile. Grazie.